Con il Mauro Fiazza, capitano del Seregno. Mauro, 1-1, partita primo tempo quasi dominato, però c'è sempre quell'atavico problema del gol. Sì, giustamente come hai detto te, abbiamo dominato nel primo tempo, però comunque sono un'ottima squadra e quindi sono riusciti a tenerci testa, a tenere botta e sono andati al pareggio, però poi la partita si è gestita molto bene a mio parere. Ok, sono anche dei segnali di crescita rispetto anche alla Coppa Italia, le ultime due partite bene. La tua squadra ha giocato una partita sia per intensità che per qualità di gioco, direi eccellente quasi. Assolutamente sì, come dicevo ai ragazzi in spogliatoio, noi abbiamo pareggiato solo la prima di Coppa Italia, tutte le altre le abbiamo perse, quindi è già un punto di crescita questo, molto importante direi. Adesso la prossima a Correggio, dove però comunque nell'ultima il Soregno non è nemmeno giocato male, perché il 5-2 era abbastanza bugiardo, quindi c'è anche un po' più di affronti queste partite forse più con la fiducia che non con il guardare due pareggi, 7 sconfitte in 9 partite, che lascia il tempo che trova perché appunto resta nel passato. Sì, sì, più che altro affronti la partita molto più coeso con tutti, quindi c'è molta più intensità e anche diciamo più feeling in pista tra di noi e questo risultato può essere bugiardo sotto un punto di vista perché ce la meritavamo molto come partita a mio parere, però andiamo a Correggio con testa e tanta voglia di vincere. Grazie Mauro.